Condizioni disumane, turni massacranti e nessuna umanità né pietà. Il lavoratore morso dal serpente e costretto a lavorare senza essere soccorso lascia senza parole. Beh, guardi, queste poi sono condizioni veramente disumane. Qui ci dovrebbe essere il carcere a vita per chi tratta le persone in questo modo, perché significa proprio abbandonare, quindi omissione di soccorso, addirittura, come è stato nel caso che abbiamo visto, addirittura di perdita della vita. Quindi in questo caso penso che la legge dovrebbe intervenire anche in maniera più dura. Una vicenda incredibile, continua l'assessore, che ci ha lasciato desolati e perplessi, fatti che non dovrebbero accadere nel 2024. Tante le iniziative messe in cantiere dalla Regione per stroncare il caporalato e aiutare i lavoratori, come il progetto Navigare, che aiuta le persone che decidono di denunciare queste situazioni di illegalità e le reinserisce nel mondo del lavoro. Non solo. Credo però che un'idea che potremmo portare sul tavolo nazionale anche di fronte al Ministero potrebbe essere quella di utilizzare le nostre cooperative sociali, anche le cooperative di tipo B, per fare formazione nei paesi di origine, portare qui queste persone in maniera legale, poterle anche mettere a disposizione, diciamo, del mondo agricolo, perché bisogno di manodopera effettivamente legale ce n'è, ma poterli poi inserire nel nostro tessuto lavorativo con un controllo però da parte delle nostre cooperative che sicuramente insomma non si comportano come questi sfruttatori. Anche nella nostra regione il caporalato è una piaga ben radicata, grazie alla CGIL, spiega il senatore Martella, che ha portato alla luce questa vicenda. Bisogna contrastare questo sfruttamento vero e proprio, bisogna contrastare questa forma di criminalità e investire su rifugi e dimore che possano essere sicure, fare i controlli, aumentare il numero di ispettori che controllano, perché ovunque si possono annidare situazioni di questo genere che portano con sé sofferenza, ingiustizie, casi drammatici come quello che abbiamo visto a Latina e un impoverimento complessivo della nostra società, della nostra economia, anche del settore produttivo dell'agricoltura.